Le ha puntato la pistola addosso e le ha detto di consegnargli i soldi. La vittima è una lucciola ungherese e l'episodio lungo il terraglio a Preganziol. La donna, dopo aver capito che l'arma era solo un giocattolo, ha chiamato i carabinieri, mettendo in fuga l'uomo che è stato rintracciato lungo Viale della Repubblica e arrestato. Si tratta di un 64enne di Montebelluna, operaio senza precedenti penali. Questo è solo l'ultimo degli episodi di violenza sulle strade del Sesso della Marca e riapre il dibattito sulla riapertura delle case chiuse, proprio oggi che scade il termine per la raccolta di firme per abrogare la legge Merlin. Da domani i comuni cominceranno a spedire al comune di Mogliano tutte le firme raccolte. Già alcuni comuni si sono presi d'anticipo e hanno consegnato al comune certificati elettorali e moduli per la raccolta. 10 faldoni di buste con i moduli arrivati da tutte le regioni d'Italia. Nel quartiere di Verona sono 1000 firme qua. Stiamo verificando, questo è il comune di Urbisaglia, sono una trentina di firme, è un comune di 2000 abitanti quindi. Molte le firme già raccolte, più di 400.000, ma il numero certo arriverà solo tra qualche giorno, quando si saranno contati tutti i faldoni arrivati dalla penisola. In questi giorni dovremo contare per capire se riusciamo ad arrivare alle 500.000. Il termine ultimo di consegna sarà il 23 ottobre, ma se non verrà raggiunto il quorum, il sindaco è già pronto con nuove iniziative. Le stesse firme possono valere per una proposta di iniziativa popolare, ne bastano 50.000 firme, quindi questa proposta non mancherà per proporre una nuova legge che governi la prostituzione. E poi chiederemo appello ai consigli regionali, dato che bastano 5 consigli regionali per poter lo stesso indire al referendum, e credo che questi consigli non mancheranno.